La procura di Padova ha chiesto formalmente al comune della città del Santo di trasmettere tutti gli atti di nascita relativi all'iscrizione all'anagrafe di figli avuti da genitori dello stesso sesso, con la possibilità poi di rivolgersi al tribunale per ottenerne l'annullamento. La richiesta, all'interno di una mail via posta elettronica certificata, è arrivata agli uffici comunali preposti un paio di giorni prima di Pasqua, con tanto di auguri per l'imminente festività. Questo è Sveglia Veneto, il primo podcast dedicato all'informazione vista da Nord-Est. Io sono Jack Calcetto, oggi è mercoledì 12 aprile 2023. La prima notizia del giorno riguarda le famiglie Arcobaleno. La procura di Padova quindi chiede gli atti di iscrizione all'anagrafe. Il comune dovrà fornire i documenti dei 33 bimbi figli di due madri registrati nel corso degli ultimi anni. La notizia sul Corriere del Veneto di oggi. La vicenda, una recente sentenza delle sezioni unite della Cassazione ha riaperto il capitolo, complice anche una circolare poi diffusa dal Viminale, delle registrazioni all'anagrafe e in particolare dei figli delle coppie omosessuali. A resistere, nonostante gli ammonimenti del prefetto, è stato in Veneto, ad esempio, ma non solo, il sindaco di Padova, Sergio Giordani. Ieri, tuttavia, si è saputo che la procura ha chiesto al comune gli atti di iscrizione all'anagrafe, appunto, dei 33 bimbi figli di due mamme già registrati, con un'ipotesi, sullo sfondo, quella che il tribunale possa poi disporne l'annullamento. A farne le spese sarebbero quindi questi 33 bambini nati da due donne tramite fecondazione eterologa, registrati negli ultimi 6 anni dal sindaco di Padova Sergio Giordani, il quale, dopo l'avviso del prefetto Raffaele Grassi, che aveva annunciato che avrebbe informato l'autorità giudiziaria affinché quest'ultima possa valutare l'eventuale esercizio in sede civile dell'azione di rettifica di tali atti, è comunque andato avanti per la sua strada. Il sindaco di Padova Giordani, accogliendo personalmente lunedì 4 aprile in municipio le neomamme Alice e Brona e iscrivendo all'anagrafe il loro figlio venuto alla luce da pochi giorni. Dopo il summit con il prefetto, Giordani aveva dichiarato: in coscienza non posso immaginare di negare atti amministrativi che mi competono come ufficiale di stato civile, dai quali derivano i diritti fondamentali di questi piccoli, e quindi confermo le modalità e le procedure che fin dal 2017 sono state applicate da me e dal comune di Padova, comunicando tutte le registrazioni alle autorità competenti come sempre fatto. Giordani ancora ieri ha ribadito di non aver commesso alcun reato e di non correre quindi nessun rischio penale. Ho massimo rispetto per il lavoro della procura che agisce nelle sue funzioni, alla quale abbiamo inviato ogni volta gli atti delle iscrizioni. E poi di nuovo ha puntualizzato con fermezza: da primo cittadino ho sempre agito nell'esclusivo interesse dei bimbi perché vengono prima di tutte le discussioni e ritengo sia un mio dovere proteggerli da gravissime discriminazioni, superando i vuoti normativi e perseguendo i valori costituzionali. Con molti sindaci di vari schieramenti lo diciamo da tempo, al punto che chiediamo alla politica, dice ancora Giordani, di agire con urgenza e oltre ogni ideologia. Per quanto tempo il Parlamento eviterà di legiferare su un tema così delicato? Girarsi dall'altra parte significa evitare di vedere la realtà, magari accettando il fatto che bambini che sono cresciuti per anni con due genitori si vedano togliere questo fondamentale e intimo aspetto della loro stessa esistenza, con tutti i profondi traumi connessi a questa eventualità. Insomma, queste le parole di Sergio Giordani. Ci sono le parole anche allora di un deputato della Repubblica, Alessandro Zanna, del Partito Democratico: lo Stato deve tutelare tutti, non accanirsi sui diritti dei bambini per colpire i genitori. La notizia anche sul Gazzettino di oggi: figlie di coppie omosessuali, a Padova la procura chiede al comune gli atti trascritti, registrati solo i bimbi con due mamme, autorità giudiziaria informata dal prefetto. Il sindaco Giordani ribadisce: è un mio dovere, ho sempre agito nell'interesse dei piccoli.
A Milano, ricorda il Gazzettino, i magistrati si erano già mossi, 4 iscrizioni impugnate, anche qui sul Gazzettino ci sono le parole di Alessandro Zan del Partito Democratico: lo Stato deve tutelare anche queste famiglie. E noi adesso invece voltiamo pagina, proseguiamo con la rassegna stampa di oggi, parlando ancora per un attimo però proprio di figli. Dopo il caso di Enea a Milano, si parla ora di quei bambini che non vengono riconosciuti dai genitori. In Veneto sono 300 ogni anno. La notizia sul Corriere del Veneto di oggi: leggiamo che in Italia 3.000-4.000 neonati all'anno vengono abbandonati, non vengono riconosciuti. Di questi 300 in ospedale. Nel Veneto i piccoli non riconosciuti sono circa 300 l'anno e tra i 30 e i 50 rimangono nel reparto di pediatria, cioè appunto all'interno delle strutture ospedaliere. La legge consente alle mamme 10 giorni di tempo per riconoscere il figlio, possono essere prorogati a 30, se non lo fanno il Tribunale dei minori ne dispone l'affidamento. Si può chiedere anche il parto in anonimato, c'è la possibilità di appunto ricorrere a questa strada. L'identità della partoriente non viene inserita nella cartella clinica e lei non deve riconoscere il neonato, in questo caso va subito in adozione. In questo articolo firmato da Michela Nicolussi Moro c'è un commento da parte di alcune pediatri che dichiarano: se la mamma non è in grado di seguirlo, rinunciare al bimbo è un atto d'amore. Voltiamo pagina e ora nell'ambito della salute vediamo alcuni tratti, alcune abitudini per le quali i cittadini residenti in Veneto risultano virtuosi rispetto alla media nazionale. Allora, la notizia sui quotidiani del gruppo Gedi: Veneti grandi donatori di organi e tessuti, 4ª regione in Italia per consensi. Sono state pubblicate le classifiche basate sulle risposte dei cittadini al momento dell'emissione della carta d'identità elettronica. Quello è il momento in cui è possibile dichiarare la propria disponibilità alla donazione degli organi. Tutte le province del Veneto hanno un indice del dono, così viene chiamato, sopra la media nazionale, eccezion fatta per la provincia di Rovigo. I primi 3 comuni in Veneto per questo indice del dono sono Vallada Gordina in provincia di Belluno, Lorenzago di Cadore sempre in provincia di Belluno e Volpago Gordino ancora nel bellunese. Provincia di Belluno quindi che fa scuola, Rodigino abbiamo detto fanale di coda, e la notizia è anche che un team di trapiantati partirà per le Olimpiadi, un'iniziativa sicuramente anche di sensibilizzazione. Altro tratto virtuoso di chi vive in Veneto: poco fumo e poco alcol tra le mamme del Veneto. I dati sono sotto la media italiana, quindi meno fumatrici della media nazionale. Il consumo di alcol invece è in media con lo standard delle altre regioni. Sono comportamenti quindi mediamente virtuosi quelli tenuti dalle mamme che abitano in Veneto, risultato dei dati raccolti dal sistema di sorveglianza 0-2 anni sui principali determinanti di salute del bambino, uno studio promosso dal Ministero della Salute e coordinato dall'Istituto Superiore di Sanità, che indica che monitora indicatori chiave per la programmazione sanitaria del percorso nascita e la salute del bambino nei suoi primi 1000 giorni di vita. Insomma, questo per quanto riguarda le abitudini in fatto di salute di chi vive in Veneto. Torniamo invece per un attimo a parlare dell'orso. La tragedia in Trentino con la morte di Andrea Papi, il runner di 26 anni, ucciso da un orso nel bosco di Caldes, appunto in provincia di Trento. La notizia sui quotidiani del gruppo Gedi: gli orsi in eccesso saranno deportati, condanna a morte per 4 animali. Oggi c'è previsto il funerale del giovane sportivo ucciso nel bosco, intesa fra presidente della regione e ministro dell'ambiente sugli animali. La notizia anche sul Corriere del Veneto: dopo il caso del runner sbranato nei boschi, Fugatti ottiene dal governo il via libera all'uccisione
degli esemplari pericolosi. Fugatti, presidente della provincia di Trento, che quindi ha ottenuto il via libera per una riduzione della presenza degli orsi anche con l'abbattimento. Ieri avevamo visto il nuovo progetto di legge, la proposta di un deputato della Lega, il trevigiano Gianangelo Boff, sindaco di Tarso, dove si registra la presenza di un nutrito branco di lupi. Ha proposto, e verrà discussa in Parlamento questa proposta, la possibilità di monitorare e controllare il numero di lupi e orsi attraverso prelievi e sterilizzazioni, e anche nei casi più gravi con la possibilità che le autorità locali possano abbattere i soggetti pericolosi. Insomma, questa proposta appunto dovrà essere discussa in Parlamento, ma nel frattempo il governo ha già dato il via libera all'uccisione degli esemplari pericolosi in Trentino. Però sono molti i contrari, non solo le associazioni ambientaliste come la LAV, che ha già fatto ricorso al TAR sulla decisione di abbattere l'esemplare che ha sbranato il runner, ma anche per esempio il presidente della giunta regionale del Veneto, Luca Zaia, che vuole salvare l'orso trentino. Così il titolo sul Corriere del Veneto: non va abbattuto, dice Zaia, ma trasferito. Anche Flavio Tosi, ex sindaco di Verona, ora parlamentare di Forza Italia, si dichiara contrario all'abbattimento dell'orso. Insomma, l'ennesima contraddizione all'interno del centrodestra e della stessa Lega. Vedremo come proseguirà questa vicenda dei grandi predatori. L'ultima notizia di oggi, torniamo alla sanità: uno stanziamento della regione, finalmente viene riconosciuto l'impegno profuso nell'emergenza Covid-19 anche agli specializzandi che hanno operato in quel periodo. 784.000 euro destinati quindi a ristorare lo stato di disagio conseguente allo svolgimento delle attività e alle misure organizzative adottate. Questa la motivazione tecnica. I beneficiari saranno suddivisi in 3 fasce individuate a seconda dell'entità dell'impegno richiesto, con un compenso di 1.400 euro per la prima, 750 euro per la seconda e 350 euro per la terza. Questo il contenuto di un protocollo d'intesa firmato dalla Regione e dalle università di Padova e Verona. Finalmente, insomma, dopo con qualche mese di ritardo rispetto ad altri riconoscimenti che erano stati attribuiti ai professionisti sanitari per l'emergenza Covid, anche gli specializzandi ricevono appunto questo stanziamento, questa premialità una tantum legata all'emergenza Covid. Per oggi è davvero tutto, grazie per aver ascoltato questa puntata di Sveglia Veneto. A tutte e tutti voi una buona giornata. Sveglia Veneto torna questa settimana venerdì per la prossima puntata, quindi domani non verrà pubblicato l'episodio del podcast. Ancora buona giornata a tutte e a tutti.